Nell'ambito delle iniziative culturali organizzate dall'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, diretto da Anna Cangarrossa, si è svolto un incontro con la scrittrice Antonella Vinciguerra, autrice del libro La melodia della lupa, che rientra nell'ambito delle tematiche dei diritti umani e parità di genere. Nel libro la scrittrice racconta la vita di Vanna Andò, una giovane donna vittima di una violenza reiterata e comune in una Sicilia misera e ignorante del primo Novecento. Attraverso la lettura del libro è possibile conoscere la forza, il coraggio e la tenacia delle donne che non si arrendono mai, capaci di costruire la corazza che saprà proteggerle da tutti i mali e sopravvivere per vedere la fine del viaggio una luce di speranza. L'iniziativa ha visto il raggiungimento del suo obiettivo grazie alla collaborazione dell'editore Armando Siciliano, al musicista Franco Sodano, a Francesco La Rosa in rappresentanza del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, ai docenti di strumento musicale, in particolare a Pamela Vitale, sotto il coordinamento della dirigente scolastica Anna Cangarrossa. Il fuoco del suo cuore che accampava come risluce estiva ebbe come un fremito, un brividio, una scintilla prima di spegnersi, perché davanti alla morte del figlio, pure se mai accanto, niente aveva più senso e niente poteva consolarlo. Guardando si ritrovò un piccolo profondo nella pancia e sentì colpa dei figli.